Sono favorevole io per l'autonomia, ma non ci lasceranno mai essere autonomi, perché è così, la gente penso che conta poco adesso, anche se non va a votare, ci sono tutti altri interessi. Ma è tutta destra, voglio dire, non hanno adesso scusanti. Se lo vorranno fare avranno i numeri per farlo, mi sembra, o no? Probabilmente non c'è la volontà di farla, quella è. Il nuovo governo come la vede? La volontà, bisogna vedere se c'è la volontà di farlo, quella è la cosa più importante, poi il resto so chiacchiere da bar, ecco. Non ho più pallida idea perché vista la situazione che abbiamo più di tanto non seguo neanche. Se è solo per mettersi in tasca i soldi, le tasse nostre e spenderle all'interno di noi, del nostro regione, non mi va bene. Perché ci deve essere una solidarietà nazionale. Certo, assolutamente. Di base non vedo niente del nuovo governo perché sono assolutamente contrario a questo governo di destra-destra e quindi non so cosa possa fare. Penso che sicuramente se non si è portato a termine fino adesso difficilmente in una legislatura che dovrebbe durare 5 anni, ma che forse durerà anche meno. Adesso vediamo, è volta buona. Lei dice che la volta è buona? Guarda, migo votata e migo comprata, guarda lei. Lei dice che fa l'autonomia la Meloni? Io ci aspetto tanto. Io sono la prima volta che ho votato che sono contenta, guarda lei.